rafforzata. Madre e astronauta, è virale l'immagine che vedete alle mie spalle di Samantha Cristoforetti che saluta i figli prima di partire per lo spazio, con buona pace di chi pensa che sia impossibile per una donna coniugare carriera e famiglia. Francesca Capovani. Non è mai stata Astro Samantha una di quelle persone che se indichi il cielo guardano la punta del dito e non le stelle. Ha sempre volato in alto, prima come pilota di jet e poi come astronauta. Nel 2014 prima donna italiana in missione sulla Stazione Spaziale Internazionale. E oggi che la sua seconda missione è entrata nel vivo con quel tuffo tra le braccia dei colleghi a bordo dell'ISS, le polemiche rimangono qui, sulla Terra. Tra quelli che si chiedono sui social, rilanciando una domanda infelice che le è stata rivolta prima della partenza, chi si occuperà dei suoi figli mentre starà nello spazio per 5 mesi? Dunque ci risiamo. Samantha è una donna e alludere ad un'assenza prolungata sembra quasi voler scatenare dei sensi di colpa. Quel gesto normalissimo, in un contesto eccezionale, di mandare un bacio ai suoi 2 bambini, Kelsey Amal e Dorian Lev, scatena commenti che sono già un giudizio. Perché quella domanda sarebbe mai stata posta ai colleghi maschi della NASA, suoi compagni di viaggio, Cell e Bob, 3 figli a testa? Gli astro-sostenitori giocano con l'ironia contro l'eterno pregiudizio. Non preoccupatevi, li terrò d'occhio da qui. Samantha sorvola e dice: noi astronauti dobbiamo molto a chi ci aiuta quando siamo lontani da casa, in missione o addestramento. Ho la fortuna di avere un compagno che sa essere un punto di riferimento per i nostri figli, anche per lunghi periodi. La Terra vista dallo spazio è meravigliosa, ma piccola. Il chiacchiericcio non arriva fin lassù. Uscirà al cinema a fine giugno il film